Il meeting di oggi è stato un po' riconosciuto da tutti come molto interessante, forse alcuni hanno detto fondamentale. In qualche modo abbiamo analizzato innanzitutto quella che è la situazione della fenologia della vite e come si sta evolvendo questa vendemmia 2024 in considerazione anche di quelli che sono stati i cambiamenti climatici che hanno portato a differenze così importanti nella vendemmia 2022-2023. Sappiamo che all'interno della stagionalità abbiamo avuto una prima parte dell'inverno che ha avuto delle temperature più alte del normale, abbiamo avuto poi delle gelate ad aprile, queste hanno un po' compromesso la vite che però si è ripresa anche grazie alle abbondanti piogge. Il nostro settore, per quanto riguarda l'aspetto viticolo, è caratterizzato ancora dalla presenza della flavescenza dorata, che è un problema che ci riguarderà per i prossimi anni. E nella seconda parte dell'incontro però è stato particolarmente interessante perché forse per la prima volta i tre presidenti dei consorzi della DOC Treviso, della DOC, Prosecco DOC, il Conegliano Valdobbiadene e dell'Asolo si sono incontrati per condividere, soprattutto la volontà di comunicare in un modo univoco, rispettando le differenze di ognuno, e il mondo del Prosecco. I mercati nazionali e internazionali hanno bisogno di questo tipo di coesione tra i presidenti, in modo tale che la narrazione del Prosecco sia corrispondente a quella che è realmente e che viene in qualche modo premiata dall'enoturismo, che è in continua crescita anche grazie al lavoro fatto dall'Associazione Colline UNESCO. Non dimentichiamo negli anni il lavoro che ha fatto la Regione, il Presidente Zaia, per far crescere in questo modo straordinario il mondo del Prosecco, e oggi ci creiamo le premesse per un futuro ancora più roseo.